Buongiorno! Sembra uno spaventapassero. Ho un gran caos in questa casa, dovrei fare le pulizie quest'oggi e dovrei andare a fare un po' di spesa, visto che sono a casa. Metterò su una lavatrice, almeno una. Oggi è martedì, io non ve l'ho detto, ma ho iniziato più tardi questo vlog, come la settimana scorsa, quindi oggi è martedì. Preparo subito la lavatrice, se no poi mi dimentico e arrivo al pomeriggio che faccio 1000 lavatrici, quindi sappiate che io devo ancora capire che non posso attaccare l'aggeggio che scalda il bagno con la lavatrice ed è la terza volta in meno di 2 settimane che faccio saltare la corrente. Pronta per andare? E mi devo mettere solo la giacca. Ho messo anche una collanina, questa è di Avon, cioè me l'ho messa in un video che vi ho registrato, però se no non la metto mai perché io ho sempre paura di rovinarle. Tu non puoi venire a fare spesa con me. Devi venire con me, amore. Andiamo a fare la spesa. Vorrebbe. A Pippo gli ho messo, ecco, il tappettino sotto il culo perché sennò si ghiaccia, le chiappette, perché lui deve guardare gli uccellini. Siccome adesso girano molto i uccellini, ecco, ce n'è uno anche sull'albero adesso. No, è volato via. Dov'è? No, avevo trovato. Forse lì? No? Comunque ci sono gli uccellini su quest'albero, è pieno, solo che si mimetizzano con i rami. Eccoli. Questo! Obeso. Si è quasi scongelata, dietro ancora ghiaccio. Guardate che strato. No, ma è neve, secondo me ha nevicato stanotte. Non lo so. Comunque è un disastro questa macchina. Ma se vi dico disastro, è sporchissima. Guardate che schifo. Cioè veramente è ridotta male. Guardate la polvere. No, forse non si vede. Beh, sì che si vede. E anche qua, cioè, è da pulire questa macchina. No. Ecco, ho finito la spesa. Sono tipo, forse almeno un quarto alle 10. Ho grattato il gratta e vinci, però non ho vinto niente, peccato. Partiamo. Pronti, partenza, via, si va verso casa. Ho appena finito di registrare un video e qualcuno mi ha portato via questo. Era nella degusta box e l'ha bucato, ecco. Penso sia stato Pepe, lui che mi porta sempre via le plastiche e tutte le cose del genere. Stamattina c'era il sole, sembrava primavera, adesso no. Io devo farvi vedere che paesaggio c'è. Aspettate che appoggio la roba. Cioè qua dentro c'è caldissimo, che sono in piscina, sono 30 qualcosa gradi. Fuori non lo so, ma vi devo far vedere il paesaggio che c'è. Cioè ha nevicato ieri, di nuovo. Stranamente nevica sempre. Ed è wow. Ok, torno al mio lavoro. Vi faccio vedere il paesaggio con il sole e bianco, perché è un'altra cosa, rende diversamente. E sono le 11, penso. Ma sto orologio è sempre sbagliato. Vabbè, l'avevo cambiata le batterie. Vieni. Pepe. Dai. Tonto. E niente, sono arrivata. Panna era qui, dietro la tenda che guardava fuori al sole. E niente, qua è già tutto fatto. Sì.
Non ci sono vomitini in giro, no, perché stamattina c'era un vomito sul tiragraffi. Adesso devo pulirlo. Su quello piccolo di tiragraffi, non questo qua grande. E Pippo è come al suo solito un avvoltoio. Vabbè, niente, io sono appena arrivata e la maggior parte delle cose l'ho fatte stamattina. Potrei quasi quasi mettere una lavatrice al massimo. Mi sono preparata, vado. Devo aspettare mia mamma, quindi non vado. I capelli li ho lasciati giù, ho messo giusto un po' di lacca. In realtà sembrano, cioè sono proprio strani. Ho fatto il codino dietro perché mi danno fastidio i capelli qua sotto a me, io non li sopporto più. E quindi sono troppo lunghi, cioè proprio è una questione di sopportazione dei capelli, io non ce la faccio. E quindi li ho legati. Lo smalto, in realtà ho fatto varie prove, questi due sono delle prove e questo è lo smalto di Kiko, non so che numero sia. È tutto sbavato, non l'ho neanche messo bene, l'ho messo proprio velocemente e infatti si è anche rovinato, vabbè, tanto per avere qualcosa sulle unghie. E oggi ho la mia nuova borsa, sembra una borsa chissà che, è una borsa di Wish dei cinesi, guardate che carina. Sì, poi si può mettere a tracolla oppure tenere così. No, è bella, mi piace. Spero tenga, spero duri, c'ha anche i piedini. E mi piace molto, mi è arrivata ieri. Bella, bella. Non mi aspettavo una qualità del genere, spero poi non si rompa, Devo stendere una lavatrice, ho messo a lavare 2 coperte. E poi devo portare fuori la carta, sì, ok, ha finito. Le coperte sono queste, quella singola e quella matrimoniale. Adesso le stendo perché tanto c'è sole, c'è vento. Pepe, sei in pausa relax post pranzo, vero? Sì, io ho tanto sonno. Al sole poi con la mia sciarpa di lana. E panna? Sulla maglia di lana lei, vero? Sì. E Pippo, vi faccio vedere dove invece è qua dietro. Sta dormendo qui. Ciao. Al sole col termosifone che va sotto. Comunque è una bella giornata, ho sentito che a Trieste c'è la bora e quindi fa parecchio freddo. Qua fa freddo ma c'è vento, non c'è bora. Beh, ovviamente non siamo a Trieste. Beh, capita anche qua che venga quel vento forte, Dai, stendiamo queste 2 coperte. Laggiù c'è l'omino con le api. Madonna, a guardare la poca neve che è rimasta laggiù, mi abbaglio sempre. Non vi ho neanche detto nell'altro weekly che ho avuto un altro episodio di emicrania con aura. L'emicrania con aura è praticamente vi va via la vista e poi viene l'emicrania, oppure succede anche il contrario. Prima va via tipo un puntino, poi ho iniziato a vedere tipo una saetta tutta a zigzag di vari colori e poi mi è andata via la vista, insomma, buona parte dell'occhio. Però poi torna dopo una mezz'oretta. Sembra preoccupante detto così, in realtà no, perché se si sa che è quella non ci si preoccupa neanche. Però si fa strano, perché non vedi più e ti preoccupi però dal momento che sai che cos'è. Sono a casa, ho un casino in questa casa, voi non avete mai visto così disordine. Ho appena registrato il video spesa Lidl e voi non avete mai visto il disordine che c'è in questa casa. Mi è arrivato un pacco da Zooplus praticamente. Occupava tutta l'entrata di casa questo pacco, questa scatola enorme, perché ho preso 2 tiragraffi per i gatti. Ma no tiragraffi, no, non i tiragraffi quelli grandi, ho preso quelli in cartone. Loro li adorano e quindi ne ho presi 2. In realtà uno si può dividere in 2, quindi sarebbero 3 in totale. E vi faccio vedere i tiragraffi. Se li trovo ancora sul sito, ve li lascio nell'info box i link. Questo è il tiragraffi poltroncina, e i gatti ci dormono anche, e loro lo adorano. Quindi è più basso al centro e ha anche un po' di bordino dietro. Quindi il davanti è così, dietro c'è anche il bordino, tipo lo schienale. E Panna adora questo qua. Poi c'è questo tiragraffi qua che hanno già rotto ovviamente e c'è questa parte qui che viene fuori da questa. Sì, è un po' invernale perché vabbè c'è il fiocco di neve,
Comunque Panna vi dà la dimostrazione, sono molto molto solidi come struttura. Poi vabbè, ci sono le solite 2 scatole di Felix e questo è tutto l'imballaggio che c'era dentro. Panna adora questa cosa, solo che è troppo grande. E c'è l'Happy Easter, cioè figata, buona Pasqua. Non mi aspettavo mettessero l'imballaggio con scritto buona Pasqua. Lo scatolone è questo, sto tenendo su perché c'è il mio indirizzo. E qua c'è Pippo nella sua nuova villa, però questo qua non lo tengo in casa perché è veramente ingombrante, cioè no, non si può. Poi qui ho ancora roba, ho la roba della Degusta Box da mettere via. Questa è la loro pappa, quella in scatolette che piace anche a Panna, la Cosma Nature. Queste sono borse di mia mamma da mettere via. Lì c'ho ancora i piatti da lavare, lì adesso sto accumulando le immondizie. E là c'è la spesa e questo è quanto. Quindi lo scatolone ingombra un po' troppo, devo dire. Ho appena acceso il fuoco, sono un po' in ritardo. E quindi per questa giornata di giovedì è anche troppo. Faccio tutte le cose che devo fare e ci sentiamo domani con l'ultima giornata del weekly. Buongiorno, oggi è venerdì, questa è la mia colazione. Tazzone di caffè latte e patate lesse. Adoro le patate lesse. Nonni, hai mangiato i crocchi? Ciao Gastone, come stai? E Lilla? Lilla! Ciao Lilla! Allora, quest'oggi per pranzo, mamma che capelli che ho. Pranzo oggi questi gnocchi di patate alla zucca. Non so se ve li ho già fatti vedere questi. Forse in un video spesa. Beh, quello di ieri di sicuro, non so quando andrà online. Comunque, ieri ho sistemato qua sopra, quindi ho messo in ordine tutta questa parte qua bassa perché avevo un casino, avevo roba scaduta, quindi ho messo tutto in ordine. Ho messo in ordine qua, praticamente ho messo tutte le spezie in ordine. I bicchieri li ho messi tutti qua sopra, qui ci sono le tazze che usiamo sempre. Queste sono quelle grandi, cioè una grande, poi dietro c'è un bicchiere grande, qui ci va un'altra tazza che sarebbe quella lì. E là sopra quelle tazze lì che praticamente non uso mai. Quella là dietro azzurra è quella col manico rotto, i soliti piatti li ho lasciati lì. E ho dato una sistemata anche qua, ho pulito i barattoli perché erano tutti sporchi. Ho sistemato un po' tutto. E qua ho tutta la farina praticamente. Prima era sparsa un po' qua e un po' di là nel sottoscala barra dispensa. Adesso invece è tutto in ordine. Quindi qua bolle, metto un po' di sale. Mi sono appena resa conto di non avere burro, cioè ce l'ho in congelatore per caso. Ieri ho detto ma ne prendo uno, ho detto no, dovevo prendere anche quello. In congelatore ho visto che ne ho 2, yeah, il mio burro. Ho sistemato la legna perché è tutta bagnata, questa qui che mi ha portato l'ultima, quindi l'ho sistemata tutta qui al sole, perché qua fa caldo quindi si asciuga anche, c'è tanto vento però fa anche tanto caldo. Sto rimandando la doccia, sto rimandando tutto perché si sta così bene. Mi scaldo un po' qua al sole perché sul tavolino c'è il sole. Ho appena dato una pappa agli atti perché Panna mi stava chiedendo da mangiare, allora l'ho data a tutti e 3. Sono stata al computer fino adesso a fare delle cose, mettere online il video eccetera, e quindi adesso mi dedico alla pulizia della cassetta dei gatti. Poi mi metto un po' al sole perché visto che è bel tempo io mi metto al sole, ne devo approfittare perché qua nevica un giorno sì un giorno anche, quindi arriverà anche un video spesa Lidl
che è la spesa di ieri, e poi finirò di lavorare, sì! Ancora una settimana, ce la posso fare, ce la possiamo fare. Solo che sapendo che manca poco è ancora peggio, perché hai veramente l'ansia che finisca tutto, e la paga non è arrivata neanche oggi, che siamo venerdì 23, 24, 23, e quindi sì, tranquilla, arriva questa settimana, sì. Ho già avuto l'esperienza l'anno scorso. Comunque è un ritardo, cioè lunedì siamo già al 26, non mi ricordo, quindi è un bel ritardo, ecco. Io capisco 1, 2 giorni, 3 giorni, però quando inizia a essere di più il ritardo non... no, vuol dire che non ti pagheranno più. Se siete arrivati fino a questo punto, lasciate giù nei commenti un fiorellino, sì, non la parola fiorellino, un fiorellino. Magari scrivete il vostro commento se volete commentare e lasciate alla fine un fiorellino. Dai, facciamo questa cosa e ci vediamo quindi la prossima settimana. Ciao!